Ed eccoci alla parte conclusiva di questa prima parte di Cronache Trevigiane, con noi il direttore generale di Fendt Italia, dietro di noi uno dei vostri trattori, il primo trattore in Italia che va a olio vegetale puro, a olio di colza. Direttore, un trattore tra l'altro questo che ha due serbatoi, perché comunque stiamo parlando dei primi, chiamiamoli così, esperimenti efficaci in agricoltura. Quindi due serbatoi perché? Due serbatoi perché questa tecnologia non è applicabile solo col puro olio di colza in qualsiasi momento dell'uso del trattore. Siccome l'olio di colza è un prodotto biodegradabile, anche è un prodotto che ha bisogno di una certa temperatura per essere usato come carburante dei motori. Perciò ha bisogno di avere un riscaldamento intorno ai 60 gradi, perciò significa che il trattore deve partire col gasolio e poi appena raggiunto dopo circa 10 minuti di lavoro la giusta temperatura per poi poter cambiare da un serbatoio all'altro e l'uso dell'olio puro di colza. La potenza in qualche modo ha qualche problema o le prestazioni di questo trattore sono uguali sia che venga utilizzato il gasolio sia che venga utilizzato l'olio di colza? No, noi non abbiamo nessuna perdita di potenza, il motore rende uguale come l'uso anche del gasolio normale, perciò è veramente un concetto vincente che consente all'agricoltore di ridurre anche i suoi costi di esercizio usando questo nuovo olio di colza puro come carburante. Direttore Planaccer, la ringraziamo per essere stato con noi. La prima parte di Cronache Trevigiane si ferma qui e dopo un attimo di pubblicità si aprirà la seconda parte con Luca Pinzi, dove parleremo di bioedilizia. Seconda parte di Cronache Trevigiane, ancora bio, parliamo questa volta però di bioedilizia. Siamo in compagnia del presidente di CNA Treviso, Alessandro Conte, buona giornata. Siamo qui al Cavanis a Possagno per celebrare la quarta edizione della borsa del bioedilizia, del metodo di stretto, poi della bioedilizia, e cominciamo a inquadrare questa situazione. Quanti soci ha questo metodo di stretto, quanti occupati? Adesso è partito nel 2003, adesso abbiamo più di 400 aziende che fanno parte del meta distretto e che occupano circa 6.000 dipendenti. Io credo che noi abbiamo lavorato in questi anni per sensibilizzare il territorio, per sensibilizzare le imprese, e qui vediamo che c'è una buona partecipazione anche alla borsa della bioedilizia. Un meta distretto, Presidente, che ha già creato un modello Treviso, creando anche la prima certificazione in Italia bioedile. Sì, noi abbiamo creato insieme alla provincia, e qui bisogna dire che la provincia è sempre stata vicino al meta distretto, ci ha creduto da subito, noi abbiamo creato il sistema di certificazione. Perché questo? Perché noi abbiamo visto che l'esigenza di dare una risposta agli enti locali, come fare, come gestire tutta questa partita, aveva bisogno di costruire un passaggio che è quello di riuscire a mettere nero su bianco come si fa a fare una certificazione e essere in grado di dare poi all'utente finale una realtà vera e propria di una costruzione in bioedilizia con materiali sani, con risparmio energetico, con fonti rinnovabili. La notizia è che dalla Regione Veneto c'è un nuovo bando da cui si può attingere risorse, la soddisfa?
soddisfa sempre avere nuove risorse, non bastano mai. Adesso questo settore tra l'altro è in crisi soprattutto nella provincia di Treviso, perché l'economia legata all'edilizia è un'economia forte in provincia di Treviso e adesso è in crisi perché abbiamo costruito tanto in questo periodo, abbiamo costruito tanto e vorrei dire anche male. Adesso dobbiamo riflettere su questo e dobbiamo cercare di ridimensionare le costruzioni nuove, ma andando a rimettere le mani su quello che abbiamo già fatto o sulle vecchie costruzioni, e qui dobbiamo mettere dentro proprio il sistema della bioedilizia. Io la ringrazio davvero per queste riflessioni, grazie ad Alessandro Grazie a lei. Conte che ci ha introdotto in questa seconda parte di Cronache Trevigiane, che incontrerà altre testimonianze tra poco. Intanto andiamoci a vedere, potremmo dire ad assaporare, questo servizio di Cronache Trevigiane. A tra poco. Uno scrigno in cui parole e immagini sono custodite per i posteri. È il nuovo libro su Villa Emo, anzi il libro di Villa Emo, voluto dal Credito Trevigiano, che oggi è proprietario di questo gioiello palladiano, capace di stupirci con particolari inediti e ricchi di attualità. E dopo 40 anni di un'edizione ormai in esaurimento preziosa di Bordignon Favero, questo è un nuovo libro fatto da editrice Terraferma ed Antico Brolo, una società diciamo controllata dalla banca, con la quale abbiamo voluto attraverso Fondazione Villa Emo dare nella storia chiarezza di quelli che sono gli elementi veramente fotografici, gli elementi culturali, la storia di una famiglia e di una villa. L'opera è stata coordinata da due maestri della ricerca come lo sono i professori Danilo Gasparini e Lionello Puppi. Ascoltiamo quest'ultimo spiegarci come Villa Emo riesca ancora a svelare dei lati inediti. Il risultato di ricerche originali, approfondite, condotte da un gruppo di studiosi esperti che il professor Gasparini e io abbiamo avuto il privilegio di coordinare. Credo ne sia venuta fuori una monografia assolutamente esemplare anche dal punto di vista metodologico. Tra i moltissimi ospiti della presentazione della nuova opera anche il conte Leonardo Emo, al quale abbiamo strappato alcune battute ricche di suggestioni. Questi amici, questa banca che sono una rappresentanza formidabile del territorio, fanno una continuità assoluta in Villa Emo. In questo momento io sono tornato è diverso tempo che non sono qui, io ci posso camminare al buio in questo luogo, quindi se lei mi chiede un'immagine mi si affolla un po' tutto, perché ci sono i ricordi di mio padre che quest'anno ricorre il centenario della nascita, mio nonno, insomma tanti personaggi. Il libro intitolato Villa Emo lo si può trovare in tutte le librerie, ma ancor più significativa l'iniziativa di Fondazione Villa Emo, che lo garantisce scontato a chi entra in visita nella Villa Palladiana. Sconto ancor più accentuato per gli stessi soci del Credito Trevigiano. Come sono le pagine e le immagini del libro? Ce lo spiega Di Santo. Sono straordinarie, la villa in notturno è una cosa inedita, ma veramente colpirà il lettore, l'appassionato, il cultore di queste realtà, di queste storie, di queste vicende. E per chi l'ha vissuta, com'è Villa Emo? Una nave meravigliosa, un'astronave.